volte faccio parte degli esili, se non dobbiamo dare il viso. Chi non metta vabbè, però è meglio come tu. E mi sono tutto. Io allora i labari vanno tutti i labari in base alla uso tra mai che si prepara tutto sarà adesso dopo vedremo Torino mio sì che avevo quali sono? Adesso si entra di qua, l'altro smedagliere il nostro è là, c'è un po' di confusione.
inizialmente nel parco. Poi tutti i labari, i bersaglieri labari entrano nel parco, si posizionano dentro le fanfare in base alla loro importanza e categoria. Allora, attenzione, dietro la fanfara di Ceggia tutte le sezioni della provincia di Treviso si schierano. Dietro la fanfara di Padova tutte le sezioni della regione Veneto al di fuori della provincia di Treviso. Prova. Dietro la fanfara numero 1 si schierano cambio di microfono per questo momento. Si schierano tutte le regioni fuori Veneto. Tripulati di guerra sono ma adesso gli cambiato. Prima i medaglieri
Questa cerimonia è nato in parallelo a Fagare della Battaglia, ecco, quindi ci sarà un invitato alle varie istituzioni della cerimonia. Attenzione, ripeto lo schieramento, perché sia dietro la fanfara di Belluno. Sì, tutte le sezioni al di fuori della regione Veneto sono schierate. Dietro la fanfara di Padova, tutte le sezioni delle province dietro di Ceggia, tutte le sezioni della provincia di Treviso. Questi sono spiegati. Grazie. Voi dopo non potete stare qua, state fuori, andate fuori, andate fuori di là o vi schierate. Ciao, vai. Lei non viene o viene? Che richiedi? Che richiedi? Siamo qua a servizio. Siamo?
Ok. Non puoi sbagliare perché Per favore, di qua, mettete tutti a destra. Tutti a destra. Costantemente il momento Bene, un attimo che 10 minuti. Sì. Sì. Basta una volta. No. Allora, per favore, tutti i sindaci e i delegati sulla destra, lasciate libero il passaggio. Delegati e sindaci, per favore, sulla destra di qua. Buongiorno e benvenuti a tutti, buongiorno e benvenuti al raduno regionale del Veneto dei Bersaglieri, un raduno che parte all'interno della staffetta Cremisi della Pace, una grande manifestazione voluta dall'Associazione Nazionale Bersaglieri che ha iniziato questo lungo percorso a diversi giorni fa, dal grande cimitero militare di Amras. Il presidente nazionale della Croce Nera ha consegnato al presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, generale Renzi, il testimone, questa campana della pace in miniatura Maria Dolens, che è stata affidata all'Associazione Nazionale Bersaglieri, ai primi staffettisti che sono partiti da Collisardo. Staffetta Cremisi della Pace, staffetta dei Bersaglieri, un messaggio continuo di staffettista in staffettista attraverso le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, un insieme di staffette dal 18 al 28 ripercorrendo il fronte della Grande Guerra attraverso i sacrari, attraverso gli ossari, attraverso quei luoghi che hanno fatto la storia brutta purtroppo del nostro territorio qui del nord. 11 salme, il milite ignoto, lentamente le stiamo ricordando tutte, partendo dal Trentino Alto Adige lunedì 18 e martedì 19, quindi Bolzano, Trento, a Rovereto c'è stato il passaggio della testimone alla regione Veneto. Onorato di riceverlo dalle mani del presidente nazionale, che a sua volta lo aveva avuto dal presidente Livio Guidolin, che saluto caldamente, ma è in arrivo con la staffetta dove c'eravamo prima a Fagarè, presso questo immenso sacrario dove ci sono, pensate, il numero dei soldati ignoti supera quello dei soldati noti. Dicevamo quindi, siamo poi partiti con le tappe del Veneto dalla città di Bassano del Grappa, direzione Sacrario Monte Grappa, a ricordo dell'esumazione della salma numero 4. Dal Sacrario del Monte Grappa poi la staffetta si è diretta verso l'altopiano di Asiago,
teatro di cruenti combattimenti. Lì sul Monte Ortigara è stata esumata la salma numero 3 e quindi questa proprio lì nella chiesetta della Madonna della Salute, dove tutte le salme sono state poste sul prato antistante. La commissione voluta dal governo scelse una di queste, la numero 3. La staffetta quindi è proseguita per 4,5 km con tanti staffettisti di ogni ordine e grado, bambini, amministratori, studenti e sportivi, tanti rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma che hanno voluto essere protagonisti almeno in un tratto, in una frazione, con la campana della pace in miniatura, Maria Dolens. Questa campana fusa per ben 2 volte, che si trova a Rovereto e invito tutti a visitarla. Questa campana fusa con materiale bellico. Il prete, che ora non ricordo il nome, un prete, convinse queste 17 nazioni belligeranti a fornirgli i cannoni, le pistole, le mitragliatrici, strumenti di guerra. Ne fece una fusione e uscì uno strumento di pace, la campana della pace, che tra l'altro venne fusa 2 volte perché il suono con la prima campana non era perfettamente nitido. E lì poi ci siamo recati al sacrario di Asiano, il sacrario dell'Aite, 50.000 caduti, 33.000 pensate sono ignoti. La staffetta poi ha proseguito il suo cammino, il suo percorso verso il sacrario altissimo, Monte Pasubio. Lì sul Monte Pasubio abbiamo ricordato l'esumazione della salma numero 2, scendendo poi verso Schio, al sacrario della Santa Trinità, e poi concludendo la tappa del venerdì 22 ottobre davanti Monteverico. Chi non c'è mai stato deve sapere che una volta lì c'era una montagna. Questa montagna è stata completamente spianata per creare il piazzale della Vittoria, che oggi insomma ancora nel 1935 divenne monumento nazionale. Perché? Perché da quel piazzale, guardando le montagne vicentine, si notano tutti i luoghi che sono stati oggetto di battaglie, cruente battaglie di tutto l'altopiano. Pensate che delle 6 salme venete, 11 sono le salme, 6 sono venete, ben 3 sono state esumate in territorio vicentino, e questo la dice lunga sui combattimenti della Prima Guerra Mondiale. E quindi continuiamo il nostro percorso. La staffetta poi lentamente si è allontanata dal territorio vicentino ed è entrata in quello trevigiano. Ieri mattina la staffetta è arrivata al grande sacrario di Nervesa della Battaglia, perché nel mantello è stata esumata la salma. Nel mantello è stata esumata la salma numero 5. Dopodiché la staffetta ha proseguito il suo percorso per Vittorio Veneto, dove grazie all'iniziativa della città di Vittorio Veneto, che ringraziamo, tutti i familiari, pensate, avevamo 40 famiglie provenienti da tutta Italia, è stato conferito loro un attestato perché un familiare era cavaliere di Vittorio Veneto, decorato di croce di guerra, cavaliere di Vittorio Veneto, e la città di appunto Vittorio Veneto ha deciso di premiare coloro che ne hanno fatto richiesta, ed erano ben 40 ieri mattina. La staffetta, dopo questa imponente cerimonia lì a Vittorio Veneto, città alata, dove abbiamo avuto i fratelli alpini con vestiti con divise della Prima Guerra Mondiale, e avevano perfino gli scarponi chiodati, e si sono fatti 4,5 km. Veramente uno spettacolo per questi nostri fratelli della Penna Nera, che avevano un tricolore lungo 10 metri. E quindi da Vittorio Veneto
la staffetta è proseguita per il Sacrario di Fagarè della Battaglia, Sacrario da dove noi ora stiamo giungendo. Questa mattina alle 7:30 ci siamo recati sul posto ed è iniziata una cerimonia. Anche lì il Sacrario di Fagarè è importantissimo, ci sono circa 10.000 caduti e 5.300 sono ignoti. Finita la staffetta, finita la cerimonia, la staffetta è ripartita con la campana della pace, direzione Conegliano, la stiamo attendendo e si inserirà all'interno del raduno tra poco, quando noi ci sposteremo, se i conti con i tempi corrispondono, ci sposteremo presso il monumento centrale ai caduti della città di Conegliano. È impressionante quanti siete, veramente. Saluto intanto la fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri e il picchetto, saluto il comandante Cicuto, ieri erano con noi all'arrivo della tappa di Vittorio Veneto. Saluto anche le fanfare dei bersaglieri dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, di cui vado orgoglioso perché sono venete e soprattutto hanno avuto la possibilità di esibirsi in tutte le tappe. In ogni tappa di questa staffetta abbiamo avuto la partecipazione almeno di una fanfara del Veneto. E siamo partiti con quella di Marostita in ben 2 tappe, mercoledì e venerdì, quella di Jesolo domenica e martedì, quella di San Donà di Piave giovedì e ieri qui a Conegliano per un concerto. Oggi abbiamo il piacere di avere le altre 3, la fanfara di Padova, la fanfara di Ceggia e la fanfara dell'Alpavo Belluno. Grazie ragazzi di essere qui in questo raduno regionale che ricorda l'esposizione delle prime 6 salme. Dovete sapere che dopo la prima salma esumata a Rovereto, le altre 5 in Veneto sono state portate qui a Conegliano, dove sono rimaste circa 48 ore presso la chiesetta della Madonna della Salute. 48 ore dove la popolazione ha avuto modo di omaggiarle, pregare lì davanti, e poi su 2 camion sono state portate prima a Udine e poi ad Aquileia, dove si sono aggiunte le salme dal numero 7 al numero 11. La numero 7 è recuperata a Monte Crepa, Cocol, Cortina, e poi le altre 4 dalla 8 alla 11 sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Ed è per questo che oggi, verso le 12:30 circa, al termine di questo raduno, avrò l'onore di consegnare il testimone della pace al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, generale Giuseppe Iacca, che proseguirà questo suo percorso verso giovedì 28 ottobre ad Aquileia, dove ci sarà l'ultima tappa e dove ricorderemo con una Santa Messa e una grande cerimonia, ricorderemo ciò che 100 anni fa venne fatto da Maria Bergamas, questa madre di tutti i ragazzi della Prima Guerra Mondiale. Scelse una di queste bare come rappresentante dei militi ignoto, come rappresentante di tutti questi ragazzi ignoti, degli oltre 650.000 caduti del primo conflitto mondiale. Questa salma poi venne caricata sull'affusto di un cannone e con il treno degli eroi si spostò tappa dopo tappa, stazione dopo stazione, fino a Roma, scusate, quando ci arrivò il 2 novembre. Un bagno di folla, mai in Italia si è mai visto un tale attaccamento, un amor di patria e un gesto così accorpato di tutti quanti gli italiani attorno ad una figura. Questa figura era il milite ignoto sul treno degli eroi, che poi avremo modo di sapere, di sentire nei vari interventi, che questo treno sarà ripetuto, partirà venerdì 29 da Aquileia per ripercorrere quel percorso di 100 anni fa.
Se qualcuno gentilmente mi dice, noi inizieremo. Intanto vorrei salutare, siete veramente tanti, non vi vedo neanche benissimo, c'è un po' di siepe, un po' di alberi, comunque saluto tutti i gonfaloni, sono presenti, sono una quindicina quasi, grazie, molti li abbiamo già incontrati, vedo il Massimo Vessillo della regione Veneto, della provincia di Treviso, ma tantissimi gonfaloni anche decorati di medaglia d'oro al valore militare e valore civile. Grazie a tutti voi, molti li abbiamo già incontrati nel percorso della staffetta Cremisi della Pace. Saluto anche i massimi vessilli dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, che anche quelli vedo con difficoltà, ma vedo il medagliere nazionale che è giunto questa mattina per la sua esposizione e il suo peregrinare in terra veneta e proseguirà per il Friuli Venezia Giulia, è giunto dal Trentino Alto Adige, ma vedo i medaglieri dell'Emilia Romagna, del Piemonte, della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, delle Marche e della Toscana. Una mini raduno nazionale, se posso dire, esprimermi così, 8 medaglieri, non è sempre così scontato averli per un raduno regionale, un raduno che vede la partecipazione di tantissime regioni del nord Italia, ma ieri pensate tra gli staffettisti avevamo amici di Monterotondo, del Lazio, della sezione Mentana, ma staffettisti delle Marche, staffettisti di ogni ordine delle regioni del nord Italia, tantissimi vestiti da atleti, tantissimi con la divisa d'epoca, ma tantissimi con la carriola, perché questo mezzo inventato dal bersagliere tenente Camillo Natali, che ebbe questa idea, lui vide in questa bicicletta un nuovo modo di essere ancora più veloci per i bersaglieri. Dopo venne adottata da tutti i reparti dell'esercito, però in quell'occasione pochi ci credettero. Alla fine lui venne creduto, si convinse e nel 1911 addirittura la Bianchi, famosa ditta di cui non voglio fare pubblicità, ma è giusto ricordare la storia, insomma, vinse un appalto e dotò tutti i reparti di cui ne era necessario l'uso di questa bicicletta che noi amorevolmente chiamiamo carriola e che pensate che alla fine di quegli anni, nell'800, non era nemmeno dignitoso salirci sopra e se un ufficiale veniva trovato con una bicicletta era anche punito. Procederemo allora con il cerimoniale, spero che tutti siate qui attorno, possiate vedere e possiate almeno ascoltare, perché siete tantissimi. Saluto i tanti rappresentanti del Consiglio nazionale, saluto il generale Pennino, saluto Bignotti. Chiedo scusa ai tecnici di microfoni. Il buon filo non capisce mai. Bene, dicevo, quindi salutiamo tutti i rappresentanti della Giunta Nazionale, ma vedo tantissime fasce di colore. Tra l'altro vorrei dire ai signori sindaci che molti di voi, i vostri colleghi, si sono resi protagonisti nelle frazioni di tappa in moltissime città. E quindi questo è stato veramente uno spettacolo, un grande messaggio di questa campagna della pace che di staffettista in staffettista veniva passata dalle persone. Quindi, come dire, io affido a te la pace, prosegui tu nella diffusione, nel propagandare questa pace che veramente tutti noi ne abbiamo bisogno, ma che è il significato profondo del diritto umano. Qui in mezzo a noi sta questo magnifico monumento
quando venne progettato si voleva che fosse un monumento da utilizzare, un monumento dove ci si può sedere, dove il nonno controlla il nipotino che gioca e ci si può sedere lì nei luoghi dove ci sono stati i combattimenti della Grande Guerra. Questo monumento è stato ristrutturato grazie alla collaborazione della Presidenza nazionale e all'aiuto anche del Ministero della Difesa. Questo è stato possibile. Grazie al Presidente per il suo intervento a favore non solo ovviamente di questo monumento, ma di tanti monumenti che si è dotata la nostra nazione. E poi tra l'altro abbiamo con noi un libro dei monumenti che il Presidente sta continuamente donando per far capire quanto crisi ci sia in Italia. Siete pronti? Antoniazzi? Benissimo, aspettando il vostro ok. Verranno resi ora gli onori ai medaglieri dell'Associazione Nazionale Bersaglieri che entreranno nello schieramento. Getto, arte! Presenta! Art! Urra! Oh, oh. Getto, pian, art! Ribot! Posto, picchetto, arte! Presenta! Art! Solo te. Oh, no. Getto, via, art! Riport! Sono entrati quindi al seguito della medagliere nazionale i medaglieri della Veneto, dell'Emilia Romagna, della Piemonte, della Lombardia, della Toscana, delle Marche e del Friuli Venezia Giulia. Grazie ai nostri presidenti che poi avremo modo di citare, grazie ai nostri bersaglieri per essere qui presenti. Renderemo ora gli onori ai vari gonfaloni presenti che entreranno nella zona della cerimonia. Posto, picchetto, arte! Presenta! Art! Urra!
Ghetto, via! Riposo! E ci vuole qualche secondo perché siamo veramente tanti e quindi dobbiamo disporci qui all'interno del parco che tra poco procederemo anche con l'inaugurazione di una via largo dei Bersaglieri. Abbiamo altri gonfaloni che devono entrare. Spostami un po' più avanti. Se gentilmente a partire dal massimo vessillo della Regione Veneto ci spostiamo un attimino perché cerchiamo di fare entrare tutti. Ringrazio la fanfara per gli onori a questi altri gonfaloni, grazie. Entreranno appunto i gonfaloni decorati di varie medaglie, prego. Posto, picchetto, attenti! Presenta! Ora! Stai dritto o così? Ghetto, via! Riposo! E dopo l'ingresso dei vari gonfaloni, a conclusione con quelli tutti decorati, la massima autorità militare presente passerà in rassegna ai reparti ed è il comandante delle forze operative terrestri, il generale di corpo d'armata Roberto Terretti. Posto, picchetto, attenti! Presenta! Urla! Onori al comandante delle forze operative nord! Lascia spazio, vai di là, vai di là. Adesso veramente possiamo dire di esserci tutti e quindi è giusto iniziare questa manifestazione rendendo gli onori al nostro tricolore. Presenta! Urla! Alza bandiera!
Picchetto! Via! Riposo! Ed è giunto ora il momento di rendere gli onori ai caduti. La corona sarà accompagnata dalla massima autorità militare, dalla massima autorità associativa e dal sindaco della città di Conegliano. Picchetto, aspetta! Presenta! Onori ai caduti! Invito ora Alessandro ad avvicinarsi al momento per una benedizione.
Largo dei Bersaglieri. Invito quindi, allora non possiamo spostarci tutti, inviterei il comandante Ferretti, seguito dal comandante Cicuto, dal signor sindaco Chies, dal presidente nazionale Renzi e dal presidente Cusimano della sezione, Cusimano e la madrina. La signora Mariangela Campoccia, sì, che ricordiamo con affetto il suo marito. Accomodiamoci per lo scoprimento. Siamo, comandante, siamo pronti? Svelamento. C'è la signora Campoccia che è madrina dell'evento. Edizione del libro intitolato Ai Bersaglieri, dove ci sono monumenti, piazze, vie, aggiungeremo anche questo con la nuova edizione. Che la sua prima uscita ufficiale l'ha fatta ieri proprio con noi, con l'inaugurazione della mostra La Domenica del Corriere, perché in centro presso la piazza Cima da Conegliano il sindaco Fabio Chies. Così è una cosa che ci apre il cuore. Noi siamo qui a festeggiare molte cose, a festeggiare i bersaglieri per il raduno regionale, a festeggiare i 100 anni della trasposizione del Milite Ignoto del cimitero di Aquileia a Roma. La società sta un po' perdendo. Io ho detto che la sfilata di oggi deve essere non solamente un momento in cui i bersaglieri salutano Conegliano e Conegliano saluta i bersaglieri, ma deve essere soprattutto quel momento in cui sfilando ricordate a tutti noi, alla nostra città, dalle persone, per quelle persone come voi che oggi sfilando per la nostra città
ricorderanno a tutti qual è stato il sacrificio eroico di tanti che hanno permesso che oggi noi si possa vivere in libertà. Per cui il più grande ringraziamento che oggi ci ha portato qui. Ci ha portato, ripeto, non solo a vedere sfilare per la città, ma ci ha portato con orgoglio a rivendicare quei valori fondanti del nostro paese. Quando si parla del Milite Ignoto si parla di tutti ripeto, di vivere pur nelle difficoltà, ma di vivere quella più grande cosa che si possa avere, cioè la libertà. Per cui ricordiamo ogni volta che andiamo davanti ai monumenti che quel Milite Ignoto non quella grande speranza che il futuro potesse essere migliore del presente che stavano vivendo loro in quel momento. Per cui grazie veramente per essere qua, un ringraziamento a nome della città di Conegliano per l'onore che ci fate e soprattutto per l'orgoglio che la Prende ora la parola in rappresentanza del governatore della Regione Veneto Luca Unisco ai saluti del Presidente facendovi veramente i complimenti per questa giornata, perché non solo facciamo memoria, non solo onoriamo i caduti, ma diamo anche una grande lezione di educazione civica. A me piace ricordare i principi, i comandamenti, diciamo, che il vostro fondatore, il generale La Marmora, ha dedicato al vostro corpo: obbedienza, rispetto, l'attività fisica, la ginnastica di ogni tipo e di ogni genere, il rispetto per la famiglia, l'onore al capo dello Stato, l'onore alla patria, il sentimento della famiglia e soprattutto la fiducia in se stessi. Ecco, io credo che questi siano i valori che oggi la nostra società ha necessario, devono essere assolutamente insegnati ai nostri giovani e trasmessi ai nostri giovani.
soprattutto in questo momento in cui la nostra società e le cronache anche in questi giorni ce lo insegnano. Abbiamo bisogno di capire che su questi valori si fonda la nostra società e grazie a questo raduno si rinnova la vicinanza tra i bersaglieri e la cittadinanza e grazie bersaglieri per quello che continuate a fare per il nostro paese e per questi eventi. Ringrazio tutti i volontari e tutti coloro che hanno permesso questa bella giornata di grande educazione civica e di grande onore a cui noi partecipiamo veramente con grande partecipazione. Un saluto all'Avaro dei bersaglieri che merita veramente una giornata come questa. Anche il sole ci aiuta. Grazie e buona giornata a tutti. Ed ora è un piacere per noi avere qui in Veneto, lei ha detto che è di casa, dove è partito tanti giorni fa direttamente da Amras per seguire tutta la staffetta e quindi fa anche delle tappe tra il nord e Roma continuamente perché anche l'associazione va seguita. Accogliamo con un bel applauso il Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il Generale Ottavio Renzi. Grazie a tutti voi di essere qui, a impreziosire questa cerimonia. Grazie signor Generale, grazie signor Sindaco, grazie signori Sindaci. Io sono piacevolmente meravigliato, io devo confessarvelo, mi state dando un piacere immenso perché giro l'Italia per il mio incarico, faccio tante manifestazioni, assisto a tante manifestazioni, ma un'affluenza di signori sindaci, come sto vedendo qui a Conegliano, signori sindaci, mi sento commosso e siccome, prego. E siccome sono ormai avanti con l'età mi commuovo, però questo significa una cosa sola, che le amministrazioni ci sono vicine e noi abbiamo bisogno delle amministrazioni perché senza di voi, senza il vostro supporto amministrativo, senza il vostro supporto anche finanziario quando necessario, noi non potremo svolgere il nostro compito che è quello di tramandare quei valori in cui tutti crediamo. Ho un piccolo dispiacere, nel senso che noi stiamo vivendo ormai da una settimana questo grande avvenimento, forse la responsabilità, la colpa è anche dell'ANB, quindi della Presidenza nazionale, perché forse non è stata capace a dare quel risalto che questa manifestazione, parlo della staffetta, dovrebbe avere anche a livello nazionale. È un qualcosa di immenso. Voi immaginate cosa stanno facendo questi bersaglieri coadiuvati dalle associazioni sorelle, Alpini, Autieri, Fanti, tutto il resto per organizzare questa staffetta. È un qualcosa che, ripeto, dura 10 giorni, ogni giorno ci sono 4 o 5 cerimonie e per ricordare all'Italia, ecco dov'è il mio dispiacere, all'Italia cosa è avvenuto qui 100 anni fa. È un qualcosa che, ripeto, scusatemi un po' di commozione, dovrebbero tutti vivere. Stamane il sindaco di Fagarè ci diceva, il suo consigliere a dire la verità, ci diceva ogni italiano dovrebbe adottare uno di questi caduti, perché se noi non facciamo così nessuno li ricorda più. E allora, come dicevo stamane, io sono andato e ne ho adottati 2, perché come facciamo spesso quando andiamo in questi ossari, in questi sacrari, oltre che rendere omaggio a quei caduti, la prima curiosità individuale di andare a scoprire se c'è qualcuno che portava il nostro nome. Bene, io dicevo a quel consigliere del comune, ne ho adottati 2 Renzi, di cui uno ricordo si chiamasse Vincenzo. Noi, il nostro scopo è quello di tramandare, noi lo facciamo, ma abbiamo bisogno, ecco, delle amministrazioni,
per poter sempre più spesso consentirci di portare questi valori fra la gente, fra la cittadinanza, nelle scuole. Noi abbiamo un progetto in ambito associazione, andremo a chiedere al Ministero della Difesa e al Ministero della Pubblica Istruzione di consentire a tutte le associazioni di entrare nelle scuole almeno un'ora all'anno, perché se non facciamo questo i nostri ragazzi, io ammiravo quel ragazzino di questa mattina che ha accompagnato il nonno, per lui penso che sia una giornata memorabile, si ricorderà, ma soltanto così facendo possiamo portare, ripeto, svolgere il nostro compito di tramandare la memoria di questi nostri caduti, di quelli che ci consentono oggi di vivere in pace, che ci consentono oggi di non parlare, quantomeno in Europa, di guerra. Questo noi siamo chiamati a fare. Io ho iniziato un ultimo pensiero, perché è un impegno che ho preso con il Presidente della Croce Nera austriaca, quello di dire che non dobbiamo più parlare di nazione o altro, ma di Europa, e ho cominciato questo viaggio che durerà ancora fino a mercoledì prossimo, anzi lo finiremo a Roma. Questa è un'anteprima dove la staffetta, il testimone della staffetta sarà consegnato al Museo Storico dei Bersaglieri. Ho promesso al Presidente, dicevo, della Croce Nera che questo è un fatto internazionale. Noi stiamo memorizzando, stiamo onorando tutti i caduti. Abbiamo cominciato da Amras apposta, dove lì ci sono caduti di tutte le nazioni che hanno partecipato a quel conflitto. Termino ringraziandovi ancora, ringraziando veramente, non dico i bersaglieri, ma tutte le associazioni sorelle che ci stanno aiutando in questo lavoro. Ringrazio, signor Generale, questa magnifica rappresentanza che per noi vecchi bersaglieri che abbiamo servito la patria, vedere i nostri giovani in divisa è sempre motivo di commozione, e non soltanto perché ci fa ricordare cosa eravamo, ma ci fa dire che abbiamo anche un futuro. Grazie a tutti ancora. Prende ora la parola il comandante delle forze operative terrestri, il generale di Corpo d'Armata Roberto Perretti. Bersaglieri. Niente, no, anzi, grazie. Buongiorno, saluto tutte le autorità, rispettosamente i gonfaloni decorati di medaglia al valoro, i labri dell'associazione, i signori sindaci così numerosi oggi, e li ringrazio subito, partendo dal sindaco di Cornegliano e quanti altri hanno concesso la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Sono stati moltissimi e ciò ci riempie di gioia e di orgoglio. Complimenti ai bersaglieri per la staffetta Cremisi della Pace. Il signor Ministro della Difesa, nell'aprire le celebrazioni per il centenario della tumulazione del Milite Ignoto, disse: il percorso della salma del Milite Ignoto fu un grande percorso unitario, e con lo stesso sentimento di unità i bersaglieri hanno unito i vari campi di battaglia con questa staffetta. Ben 6 salme furono scelte su 11, i nostri reggimenti si batterono con coraggio, con grande valore su questi campi di battaglia, e ricordarli con una staffetta, con la corsa tipica di noi bersaglieri, essere senza dubbio estremamente meritevole. Sempre unitaria fu la costituzione il 4 novembre del 21 della Federazione Nazionale Bersaglieri, poi tramutatasi in Associazione Nazionale Bersaglieri, per unire e combattare i bersaglieri che avevano lasciato il servizio
d'oggi a 100 anni ancora questo sforzo continuo. Complimenti per questa manifestazione e sicuramente lascerà un segno nella storia del Paese e nella storia delle regioni interessate. Concludo con un triplice urrà per i Bersaglieri d'Italia, per i comuni che hanno accolto questa attività e per la staffetta Cremisi. E ricordando, come ha fatto il consigliere, il nostro decalogo, lasciatemi essere bersagliere dicendo, come dice la 10ª regola, i più bei soldati d'Italia. Grazie. E ora stiamo concludendo questa prima parte per spostarci poi lungo le strade della città, ma poi vi daremo delle informazioni di servizio. Quando 2 anni fa è partita l'idea di questa staffetta Cremisi della Pace, sapevamo che avrebbe avuto successo, però sinceramente così vasto ci sta anche un po' cogliendo di sorpresa. E una sorpresa grande l'ho avuta quando 6 mesi fa una regione che oggi è qui presente mi ha telefonato e mi ha detto: Antonio, noi avremo desiderio di partecipare ad almeno qualche tappa della staffetta e vorremmo lasciare un segno indelebile nella storia dell'associazione, perché avremo piacere di gemellarci con voi. E allora invito qui la Regione Marche, l'assessore Elena Leonardi della Regione Marche e il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'ingegner Giuseppe Lucarini, se si possono avvicinare. Facciamo venire i 2 medaglieri, gentilmente il medagliere della Marche e il medagliere del Veneto, perché procederemo adesso con questo atto formale scritto. Invito il consigliere Berto, per cortesia, in rappresentanza della Regione Veneto. Eccoci qua. È un evento molto particolare, abbiamo preparato anche degli attestati di fraternità e di gemellaggio. Per favore, Giuseppe, vieni su qui con me, dammi una mano. Anzi, dammi una mano, aprilo te, facciamolo vedere, tanto sono 2 uguali. Abbiamo preparato una cartellina con un attestato molto importante, un attestato di fraternità, e come dice lui stiamo facendo qualcosa di grande. Alziamolo e facciamolo vedere. Veramente ci sono degli articoli anche del regolamento europeo e adesso io firmerò il suo e lui firmerà il mio. Se vogliamo, Giuseppe, magari leggere gli ultimi articoli, lasciando, o vuoi leggere tutto? Lo leggeremo in tutto, perché abbiamo ipotizzato questo giuramento di fraternità. Noi presidenti regionali, Antonio Bozzo per il Veneto e Giuseppe Lucarini per le Marche, liberamente nominati dal voto dei nostri associati, certi di rispondere alle aspirazioni profonde e ai bisogni reali delle persone con le quali intratteniamo relazioni quotidiane di cui siamo responsabili nella gestione degli interessi più diretti, sapendo che la civiltà occidentale ha trovato la sua culla nei nostri antichi comuni e che lo spirito di libertà è stato prima sancito dal sacrificio dei nostri eroi, che hanno conquistato a costo di un lungo sforzo, considerando che l'opera della storia deve continuare in un mondo più ampio, ma che questo mondo sarà veramente umano solo nella misura in cui gli uomini vivranno liberi nelle città libere. In questo giorno ci impegniamo solennemente a mantenere legami permanenti tra le nostre 2 regioni NB e promuovere gli scambi tra i loro abitanti in tutte le aree, al fine di sviluppare attraverso una migliore comprensione reciproco sentimento di vita nella fratellanza bersaglieresca, unire i nostri sforzi per contribuire al massimo dei nostri mezzi
al successo di questa necessaria impresa di pace e prosperità nel rispetto del decalogo del nostro fondatore, in fede a Conigliano Veneto il 24/10/2021, Bersagliere Antonio Mozzo, Presidente ANB Regione Veneto, Bersagliere Giuseppe Lucarini, Presidente ANB Regione Marche. Un bel applauso, grazie, e lo finiamo qui in diretta. Giuseppe, ti fermo, ti passo la penna. Te la passo con voi. E uno. Con calma apriamo il secondo perché... Prego. Grazie Giuseppe, sono veramente onorato e adesso ci stringiamo la mano qua davanti a tutti. E il nostro gemellaggio è iniziato con le riunioni Skype durante il periodo con tutti i suoi provinciali e anche i nostri. Grazie ancora Giuseppe, e adesso vorrei qui a fianco a me l'assessore della Regione Marche. Sì, perché Elena Leonardi. Mi era sfuggito quel nome, prego. Grazie, è un onore per me essere oggi qui e portare non solo i saluti del Presidente Francesco Acquaroli, ma testimoniare con questa presenza l'importanza di questa giornata, i valori che vengono espressi in una giornata come questa e il sacrificio che tanti figli d'Italia hanno fatto su queste terre, anche figli marchigiani. E vorrei ringraziare le due associazioni nazionali bersaglieri delle Marche e del Veneto per aver voluto stringere con questo gemellaggio anche formalmente un'unione che è un'unione di valori, è un'unione non solo delle nostre regioni, ma è un'unione alla quale noi ci associamo veramente con spirito costruttivo. Rappresentano un momento importante, rappresentano qualcosa che noi dobbiamo testimoniare, l'ho sentito dire prima anche nell'intervento del rappresentante della Regione Veneto, che noi dobbiamo rappresentare anche ai nostri giovani. Chi cresce con valori saldi, chi cresce con la fratellanza, con l'amicizia, con il coraggio, con il valore, sicuramente cresce bene. Questo è un impegno che anche le istituzioni devono portare avanti nel loro cammino istituzionale. Voglio rappresentare con questa testimonianza, con questa giornata, la piena adesione, la piena rispondenza ai valori che i bersaglieri hanno messo in campo in tutta la loro presenza nel nostro territorio. Grazie, io ho un dono da portare da parte della Regione Marche, del Presidente Acquaroli, alla Regione Veneto, e vorrei approfittare di questa occasione per omaggiare e testimoniare anche questa ulteriore unione insieme a quella delle nostre associazioni bersaglieri. Ecco un bel omaggio da parte della Regione Marche, attenzione che vetro è scivolato. Ecco Assessore, e intanto io le dono soltanto un semplicissimo ricordo del raduno. Qui dentro c'è la busta ricordo che tra l'altro invito tutti a ritirarla, così come i buoni pasti che avete prenotato. Ma le dirò di più, questa è terra del buon vino. Il Prosecco è diventato patrimonio dell'umanità, ma non potevamo portare gli scatoloni del vino qua ovviamente, e quindi nei 2 o 3 pullman Giuseppe sei venuto con 100 bersaglieri, lì nella zona del pranzo poi caricheremo il Prosecco e così al vostro rientro potete anche festeggiare a questo gemellaggio. Grazie Assessore e a presto. E invito anche Giuseppe, anche a te un ricordino di questa busta ricordo. Prego.
Grazie. È un libro sulle Marche, Armonia Infinita, che ho il piacere di donare alla Regione Veneto nella figura del suo rappresentante, il segno di ammirazione e rispetto per quello che avete sempre fatto per il nostro Paese. Una regione importante che ci è stata sempre nel cuore, che è stata bagnata dal sangue dei nostri soldati che hanno donato la vita in un gesto d'amore enorme per la libertà del nostro Paese. Grazie. In occasione di questo importante evento, che noi marchigiani abbiamo considerato un intervento storico importantissimo per onorare il Mine di Gnocco, abbiamo creato una targa per il gemellaggio dove appaiono i nostri due medaglieri regionali e il gemellaggio tra le regioni ANB Veneto e ANB Marche, uniti per dare più risalto alla nostra voce, affinché noi possiamo essere la voce di tutti quelli che sembrano soffrire, lottare e morire per costruire la nostra cara patria, l'Italia, che negli anni 24 ottobre 21 e del Fedeli Marchigiani. Con grande gioia te lo dono. Grazie. Chiude la serie degli interventi il Presidente della Provincia di Treviso, Marcon Stefano. È stato chiamato per un'emergenza? Ok, procediamo signori e adesso lentamente ci inquadriamo, siamo veramente tanti, vi do alcune informazioni di servizio che dovete tenere bene a mente. Allora, adesso ci recheremo al Monumento ai Caduti, iniziamo lo sfilamento, ma prestate attenzione bene. Una volta effettuata la corsa davanti alle tribune, esattamente in centro a Conegliano, davanti alla famosa Scala degli Alpini, non ci si scioglie, si rimane inquadrati, perché il corteo lì proseguirà verso il famoso, che vi ho detto prima, piccolo oratorio che lì 100 anni fa, per 48 ore, vennero posizionate le 6 salme. Quindi ripeto, dopo la cerimonia che andremo a fare al Monumento ai Caduti Centrali, dove arriverà anche la staffetta, si proseguirà lo sfilamento con la corsa finale davanti alla tribune, ma dopo si rimane inquadrati, perché lo scopo è quello di far passare in mezzo al corteo, sempre che ci riusciamo, perché è un'operazione non semplice, far passare la staffetta Treviso della Pace in mezzo al corteo, in modo tale che tutti possiate vederla e possiate sentirvi partecipi di questa campana della pace Maria Dolores. E cominciamo quindi a... Mi dicono, insistono che passiate a ritirare i buoni pasti. Allora, prego fanfara e picchetto armato di posizionarvi e iniziare lo sfilamento. Fino al Monumento ai Caduti i medaglieri a posto, a te. Fila per uno. Rimangono inquadrati, poi dal prossimo monumento i medaglieri si separano e rientrano nelle loro regioni. Esce ora la fanfara dell'11° reggimento, tra l'altro con una croce al merito d'oro dell'esercito, aggiunta proprio pochi giorni fa. Esce il picchetto armato, si preparino i gonfaloni. Cominciamo a far uscire i gonfaloni. Esattamente così come siete entrati.
Nel frattempo si preparano tutte le autorità di ogni ordine e grado, sia associativo, sia militare, sia amministrativo. Prego tutte le autorità, prego Presidente, prego Comandante Carretti, dietro i gonfaloni si preparino nel frattempo i fratelli delle associazioni combattentistiche d'arma. Si prepari la fanfara dell'Alpago Belluno. Allora dietro le associazioni di volontariato posizioniamo, però il medagliere nazionale è ancora qui, va bene, apriamo tutto il corteo dei bersaglieri, facciamo uscire il medagliere nazionale e tutti i medaglieri regionali e dopo la cerimonia dei caduti ognuno rientra nella propria... No, è appena che vorrei spostarmi nella strada, ma... No, magari perché se so che mi va male. Scrivi, siamo in attesa che Gigi si sposti in mezzo alla strada, di fare cartelli. Si possa spostarne.
il cambischera, queste qua di quelli. Cazzo. E beh, magari sul camera non si sa mai. Tasking up. Che deve giocare adesso ti come va? Grazie.
Vengono tutti... Ma perché? €53. Certo sì. Dai.
Bene, scusate, ma veramente il corteo è lunghissimo, mi rivolgo al mio presidente, non finisce mai e non riuscivo più a risalire, ci sono migliaia di bersaglieri in tutto il tratto, ma non lo diciamo tanto, in questo periodo di dare numeri grandi è sempre complicato. Allora ci troviamo presso il monumento ai caduti centrale della città di Conegliano, dove renderemo gli onori. Abbiamo voluto giustamente fare tappa in questo luogo dove tutte le celebrazioni ufficiali di questa città si concludono qui. Renderemo anche gli onori al tricolore, perché sappiamo che non è correttissimo fare due alzabandiera, però non potevamo arrivare in questo posto, trovare il tricolore alzato, perché vogliamo rendere gli onori nuovamente, d'accordo con il signor Sindaco. In rappresentanza di tutte le regioni abbiamo fatto entrare soltanto i medaglieri regionali e tutti i vari gonfaloni. Appena viene sbloccato, siamo pronti? A te, all'onore ad Antonino Antoniazzi, che tanto ha fatto per questo raduno. Verranno resi ora gli onori al tricolore italiano. Chiesto alze! Presenta! Urla! Alza bandiera!
Grazie, è veramente uno spettacolo da qui, pensate siamo talmente tanti che in fondo non si sono ancora resi conto che abbiamo fatto l'alzabandiera e le fanfare continuano a suonare, ma comunque è un momento di gioia anche questo e quindi vedere questo parterre di 8 medaglieri regionali più il nazionale, come ho detto prima, non è cosa di tutti i giorni. Procederemo ora con gli onori ai caduti e la corona sarà accompagnata dal signor sindaco della città di Conegliano, dal comandante delle forze operative terrestri Nord e dal presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Al tempo. A Verone, chi l'ha portato? Non c'è l'uomo, a Verone l'ha portato là. Eccoli là, vai. Onori ai caduti! Grazie, era doveroso per noi, se non obbligatorio, fermarci qui in questo luogo simbolo della città di Conegliano a ricordo di tutti i caduti. Vi sto dando queste piccole informazioni perché abbiamo voluto, questi sono gli spazi, ma abbiamo voluto comunque la presenza di tutti i medaglieri regionali. Adesso cercheremo di inquadrarci, perché veramente il corteo è lunghissimo, cercheremo di inquadrarci per il tradizionale passo di corsa davanti alle tribune. Tutte le autorità saranno accompagnate, quando ci avvicineremo alla start line, saranno accompagnate poi sulle tribune. Quindi Sergente Maggiore Vicedomini, lentamente usciamo da questa piazza e lei apre, se ce la fa uscire di là, altrimenti proviamo alle sue spalle, non può, quindi usciamo da questa parte. I medaglieri regionali tutti devono entrare, ecco che è arrivata adesso la staffetta, bene,
È arrivata la campana della pace, benvenuti, è stato un percorso lungo da Fagarè a qui e la staffetta tra poco chiuderà appunto il corteo e gli renderemo gli onori davanti alla tribuna centrale. Bene, invito quindi la fanfara ad uscire per cortesia. Ogni medagliere regionale si inserisce con i propri vessilli e bersaglieri. Uno sfilamento stile raduno nazionale. Ogni regione per conto suo. Dietro la fanfara esce il picchetto armato. Si preparino nel frattempo tutti i gonfaloni assieme. I gonfaloni sono seguiti dalle autorità. Vuoi il giro li vedo per partire. Si posiziona subito dietro la fanfara dell'Alpago Belluno e poi dietro di lui tutte le regioni, ma al momento c'è un piccolo intasamento, non è ancora stata chiusa la strada. Chiediamo alla polizia locale di bloccare il traffico, grazie. Allora, avanti le associazioni combattentistiche d'arma, prego. Si prepara la fanfara dell'Alpago Belluno che porta con sé il medagliere nazionale e tutte le regioni.
Occhio. Posto. Para, ante. Pronti. Il colonnello. Avanti. Esci. Mollami. Para, avanti. Immaginiamo. Per la loro attività durante le missioni all'estero, in quella dell'Afghanistan. Che non volevano mancare a questo importante raduno regionale d'evento, ma è molto riduttivo parlare di raduno regionale perché abbiamo la presenza di ben 8 medaglieri regionali che andrò a citarveli tra poco, tra cui il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, Toscana, Piemonte. Naturalmente abbiamo la presenza del massimo vessillo associativo, giunto proprio ieri pomeriggio dal Trentino, il medagliere nazionale, con circa 20.000 decorazioni al valore militare. Nel frattempo la fanfara si dispone, perché lo dico per chi non avesse mai assistito a un raduno di bersaglieri, noi andiamo di corsa e quindi anche se non facciamo tutto il percorso lo facciamo davanti alle tribune per onorare l'autorità, ma per onorare voi che siete là in strada e ci applaudite. Appena la fanfara è pronta, chiedo al sergente maggiore Celone di comunicarmelo. Perfetto, grazie comandante. Abbiamo ora i gonfaloni che vi prego sono una rappresentanza
del Veneto, ma oggi in questa staffetta Credisi della Pace è come ci fosse tutta l'Italia, 11 salve, 11 figli, 11 fratelli nostri. Un bel applauso a questi gonfaloni. Prego comandante, prego, cominci pure una marcia, grazie. Liberiamo il percorso stradale per cortesia, attenti. Che concluderà il suo percorso il 28 ottobre ad Aquileia, lì dove 100 anni fa Maria Bergamas scelse uno degli 11 feltri davanti a una delle 11 casse come rappresentativa della Milite Ignoto per il trasferimento all'altare della patria in Roma. Maestro Vice Domini, siamo pronti con le associazioni combattentisti dell'arma perché i gonfaloni giustamente si sono schierati di fronte ai tribune. Prego Renzo. Questi sono i nostri fratelli, il nostro applauso, il nostro l'associazione del più prestigioso vessillo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Medagliere con circa 20.000 decorazioni. Prego Paolo. Ed ecco il passo
passo a 180 passi alla minuto della fanfara bersaglieri. Il medagliere nazionale con i già citati consiglieri nazionali. Vediamo la regione Friuli-Venezia con i dai quali io ho ricevuto, perché come vi ho detto ci sono altre 4 sale da commemorare dalla numero 8 alla numero 11. Prego il capo fanfara Vice Domini di proseguire la corsa. Lo ringraziamo per averci mandato il medagliere, stanno lavorando per Cuneo. Segnatevi questa data, 16-22 maggio 2022, ci diamo appuntamento tutti a Cuneo. Alla destra saluto il presidente Alfio Coppe della regione Toscana, regione molto attiva, probabilmente anzi sicuramente il medagliere più distante oggi. Facciamo correre intanto voi due così poi presentiamo gli altri. Prego Vice Domini. Salutiamo allora la regione Piemonte e la regione Toscana. Grazie a te e ai tuoi bersaglieri di essere così comunque numerosi all'interno di un raduno regionale veneto, giunti anche da distante. Porta i nostri ringraziamenti a tutti i tuoi bersaglieri. Regione Lombardia attivissima sotto il profilo della ANB, dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Pronto Vice Domini, grazie. Questi giorni sono stati staffettisti della staffetta Gremisi della Pace. Grazie Vice Domini, prego. E dietro
a Ravenna nel 67, a Ferrara nel 93 e l'ultimo recente nel 2015 a Rimini. Ringraziamo il Presidente Gabriele Strozzi che ha voluto inviarci tutta questa nutrita delegazione e siamo pronti ad accogliervi con un grosso applauso. Ed ora signori una parola in più per questa regione che vedete qui. Sono anche un pochino commosso con questi signori, con il Presidente regionale delle Marche, che prego di alzare la mano così lo individuiamo. Ci siamo gemellati, ci siamo affratellati proprio mezz'ora fa e lui ha voluto che questa importante regione si gemellasse con il vento. Noi siamo orgogliosi. Grazie martisani, grazie fratelli martisani. Guidata dal professor Valerio Gadaleca. Uso il termine Valerio, concedemelo professore, non soltanto perché lo sei, ma perché nel periodo della pandemia lui ci ha aiutato a tenere delle lezioni online sul corpo dei bersaglieri e una anche sul di noto. Grazie Valerio, grazie per i ragazzi, siamo pronti per accogliere la regione organizzatrice di questo raduno, il Veneto. La regione che mi onoro di presiedere. Oggi sono qui anche in doppia veste di speaker. Vedo che Alex sta facendo gesti. Saluto i miei consiglieri regionali. Vorrei anche un particolare applauso ad Antonino Antoniazzi, che tanto il mio segretario ha lavorato tanto per questo raduno, così come con tutta la sezione di Conegliano, da Ceschina alla Presidente. Siamo pronti per accogliere il massimo vessillo della Regione Veneto. Grazie Vice Romni. Signori, passa alla Veneto. Sono
ragione sono qui, questa storia della nostra associazione, ma consentitemi, la storia della nostra Italia. Ormai l'età non consente più a loro di poter passata in consegna perché il loro ricordo, la loro storia continui alla provincia di Padova. Avanti provincia di Padova, guidata dal presidente Claudio Polo, pronti per la corsa. Dovete sapere, amici, che dena delle 6 salme esumate in Veneto, 3 sono state esumate dalla provincia di Vicenza, e le ricordo: Cimagrappa, l'Ortigara e il Pasubio. Pronti per accogliere la provincia di Vicenza e il suo presidente Hernando Grazzalola, che l'occasione mi consente anche di ringraziarlo per tutto il supporto che mi ha dato durante le prime 3 tappe venete della staffetta. Grazie Hernando. Stop! In questa provincia voglio anche salutare
Al suono della leggenda del Piave vediamo sullo sfondo la fanfara di Cesa che si appresta per la corsa. Prima però abbiamo la provincia di Rovigo con il presidente Giorgio Panino. Un caro saluto alla tua provincia, protagonista nella tappa di Gallo Asiago, e alla provincia di Verona con il presidente provinciale Marco Cavallaro. L'occasione mi è gradita anche per ricordare che su in piazza, credo si chiami Piazza Cima, c'è una mostra delle Domeniche del Corriere, tutte le copertine che la Domenica del Corriere in tanti anni ha dedicato al corpo dei bersaglieri. Ebbene, l'autore è proprio Marco Cavallaro, uno dei maggiori collezionisti d'Italia. Marco, alza la mano così ti vediamo quale sei. Perfetto. Pronti per la corsa alla provincia di Rovigo e di Verona. Vediamo la fanfara di Cesa, è l'ultima nata nella regione Veneto, guidata dal capo fanfara Giampaolo Trevisan, già all'attivo parecchie trasferte in Italia. Gli auguriamo loro di proseguire la loro esperienza Cremisi anche all'estero. Pronti Giampaolo? Accogliamo con un grosso applauso la fanfara dei bersaglieri di Ceggia. Il suo presidente provinciale Mauro Cecchetto, l'occasione mi è gradita per ringraziarlo per il grande lavoro che ha fatto per le due tappe della staffetta Cremisi, ma vediamo che a fianco al medagliere vedo il generale Nicolino Cusimano, presidente della sezione di Conegliano. Grazie generale, grazie Presidente per l'organizzazione di questo raduno. Vi abbiamo bloccato perché giustamente, e vorrei un aiuto da parte del pubblico, abbiamo fatto lavorare veramente tanto la fanfara dell'11° reggimento e adesso è tornato un po' a dare il cambio a quella di Cesa. Un applauso alla fanfara dell'11°. Grazie Viceroni, poi cercheremo di dedicarci a pranzo. Siamo pronti? Se c'è pronta, Giampaolo fammi un cenno. Al secondo ritorneo. Sono ancora lui. E allora non è stanco. Non farà ripo. Non sei stanco, Viceroni. Farà posto, non farà anche. Bene, signori, la provincia organizzatrice, la provincia di Treviso, pronti con spellarvi le mani. Un bel applauso.
para, attenti, pronti? Avanti. Via, pronti? Tutta. Un bel e che io tra mezz'ora circa consegnerò al collega il generale Giuseppe Iacca per il proseguo in Friuli Venezia Giulia. Signori, la staffetta è giunta dopo ben 5 tappe venete, è giunta qui a Conegliano. In questi lunghi chilometri c'è stato un continuo cambio di staffettisti di ogni ordine e grado, da amministratori, bambini, studenti. Si inserirà, e invito Cecchetto a fare questo miracolo, si inserirà all'interno del corteo per raggiungere su a via 20 settembre la zona dove ci sarà lo scoprimento della targa al ricordo dell'esposizione delle prime 6 sale. Ora vediamo la staffetta del perché i gonfaloni devono salire alla testa del corteo e tutte le autorità scendere dalle tribune e recarsi su alla testa del corteo perché ci spostiamo presso l'oratorio della Madonna della Salute. Anche il medagliere serve, quindi cerchiamo di creare un minimo di piccolo corteo.
Grazie ancora a tutti e benvenuti qui nella parte finale, poi la corteo ovviamente, grazie ai civili che stanno lasciando spazio alla cerimonia, grazie, molto gentili, vedo che le fanfare sono piazzate un po' qua, un po' là, aspettiamo ovviamente l'arrivo del Massimo Vessillo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, del Presidente Nazionale, il Presidente Giuseppe Iacca è già qui. Giuseppe, dai, qual è il sentimento che stai provando? Tra poco io ti passerò il testimone. Grazie, un saluto a tutti quanti. Chiaramente una domanda che l'ho vista negli occhi di Antonio. I sentimenti che stiamo provando sono di estrema emozione. Abbiamo lavorato per 2 anni intorno a questo progetto, ci siamo confrontati, ci siamo anche avuto degli scontri, sempre al fine di migliorare sempre l'organizzazione e il significato. Adesso siamo a oltre metà del percorso, ora prenderemo il testimone e andremo in Friuli, andremo in un'altra terra dove il sangue dei nostri soldati si è versato a dismisura, otterremo dei posti veramente ricchi, ma tanto ricchi di memoria, e la gente del Friuli ci sta aspettando a braccia aperte, così come è stato il Trentino e così come è stato ed è in Veneto. Quindi una grande emozione per quello che andremo a concludere. Ovviamente c'è sempre da ringraziare, non ci stancheremo mai di ringraziare tutti i bersaglieri, tutti gli amici delle altre associazioni che collaborano con noi e stiamo cercando di portare in porto questa impresa che a descriverla è semplice, metterla in atto costa tanta fatica ma ci dà tante soddisfazioni. Grazie Antonio, di nuovo a te il microfono. Grazie a te Giuseppe, tra poco avrò il piacere, sì, mettiamo assieme i 3 medaglieri in ordine dal Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, assieme al Veneto, molto bene, grazie. È arrivato anche il nostro Presidente nazionale che così a freddo mi verrebbe da chiedere, Presidente, con una folla così immensa che cosa sta provando? Una grande gioia. Grazie Presidente. Poi avete capito, insomma, anche le norme di sicurezza consentono solo determinati movimenti, stanno arrivando i gonfaloni. Stiamo cercando spazio per tutti, ovviamente ci vuole un attimo di... Antoniazzi, ho trovato posto per i gonfaloni avanti, li facciamo venire avanti. Prego gonfaloni. Sì, prego. Antoniazzi.
Questa è la frase ricorrente di questa parte, la credo principale del minima tappa vuole essere come un segnale di ulteriore onore alla vita di morte. Sì, lo so. Ringrazio le autorità che ci hanno fatto largo, perché arriverà ora la staffetta. Una volta arrivata la staffetta procederemo con lo scoprimento della targa e poi del passaggio del testimone. Siamo all'ultima tappa del Veneto, al passaggio del testimone. Chiedo a Vice Domini all'arrivo della staffetta di suonarmi per cortesia la corsa. Accogliamo con un bel applauso la staffetta Cremisi della Pace poco prima del suo passaggio di testimone ai fratelli del Friuli Venezia Siamo in tanti, signor Sindaco, bello per lei, per la sua prima uscita, come dire, così ufficiale. La invito ad avvicinarsi insieme al nostro Presidente nazionale per lo scoprimento della targa. Questa targa è posta qui davanti, dove sono state esposte le prime 6 salme e hanno fatto stazionamento circa 48 ore. Siamo pronti, fanfara? Svelamento! Grazie, un bel applauso generale. Allora vi leggo, perché questa è una targa diversa, leggermente diversa,
staffetta Crevisi della Pace, ripercorrendo il fronte della Grande Guerra dal Trentino Alto Adige al Veneto e al Friuli Venezia Giulia. Qui fecero tappa i bersaglieri nel centenario del Milite Ignoto e sotto è riportata la città di Conegliano 24 ottobre 2021. Però questo passaggio così importante, questa esposizione delle prime 6 salme, abbiamo voluto rimarcarlo anche nella targa e quindi virgolettato c'è scritto in ricordo dell'esposizione delle prime 6 salme. Veramente splendida questa targa in bronzo. Invito ora Donna a fare Don Bruno per la benedizione. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio, origine e fonte di ogni bene, sia con tutti voi ora e sempre. Amen. Vi propongo la preghiera di un salmo. Lodate il Signore e invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. Cantate a Lui canti di gioia, meditate tutti i Suoi prodigi. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiute, i Suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. È Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Ricorda sempre la sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, l'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento a Isacco. Rivolgiamo alcune preghiere al Signore. O Dio eterno, che imprime un senso più alto alla nostra vita, quando aderiamo di cuore alla Tua volontà, colmaci della sapienza del Tuo Spirito. Tu che hai profuso in noi la ricchezza dei Tuoi benefici, fa che rendiamo copiosi i frutti di opere buone a gloria del Tuo nome. Tu che ci guardi sempre con occhi di misericordia, accogli le preghiere di coloro che confidano in Te. Tu che hai mandato nel mondo il Tuo Figlio per cancellare la maledizione del peccato e proclamare un tempo di grazia e di salvezza, donaci in Lui ogni benedizione del cielo. Tu che infondi nei nostri cuori lo Spirito nel quale gridiamo Abba, Padre, esaudisci la preghiera dei Tuoi figli che riconoscono la Tua bontà infinita. Tu che per la morte e risurrezione del Tuo Figlio ci hai scelti come Tuo popolo santo, ricordati di noi in tutte le nostre prove e benedici la Tua eredità. E insieme ti preghiamo come ci ha insegnato il Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sostieni il Tuo popolo, Signore, con la santa benedizione. Donagli vittoria sul male e compi i Suoi desideri di bene. A Lui, a Te, lode e gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Dio che è benedetto nei secoli, benedica questa targa, questo segno, e benedica tutti voi dovunque, e tutto cooperi al vostro bene, in Cristo nostro Signore.
Ci sarà ora il momento tanto atteso. Sì, andiamo qui davanti, in modo che tutti possiamo assistere. Ma io lo devo dare al Presidente. Buongiorno, ecco allora il passaggio testimone dalla Regione Veneto alla Regione Friuli Venezia Giulia. Il Presidente Antonio Bozzolo consegna al Presidente nazionale, il nostro generale Ottavio Renzi, a sua volta passerà il testimone della pace, che siamo tutti al Presidente del Friuli Venezia Giulia. Lo terrà nel Friuli Venezia Giulia fino ad Aquileia, il giorno 28 di questo mese, che sono esattamente 100 anni fa, in cui le spoglie del Milite Noto sono state scelte, passate in questo termine, dalla madre triestina Maria Bergamo. Il giorno, abbiamo piacere di dire che il giorno 3 novembre, lo stesso testimone, con noi 4, sarà consegnato al Museo Nazionale dei Bersaglieri di Porta Pia in Roma. Questo è un grande riconoscimento per il lavoro fatto da tutti noi. Grazie. Si avvicinano ora gli staffettisti del Friuli Venezia Giulia, liberiamo il fanfaro di Padova, basta aprire il centro. Poi torna qua. Poi torniamo qua. Dove fuori? Fuori di là? No, facciamo il Friuli è di là. Il Friuli è di là, vediamo di là. Allora, fanfara di Padova, ti coinvolgiamo e ci batti la corsa. Pronto Valerio? E adesso, guidati dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Generale Iacca, e dai suoi staffettisti, la campana della pace, il testimone, prosegue il suo cammino in terra friulana. Bersaglieri, attenti! No, non voglio concludere, vi voglio soltanto dire una parola. Grazie. Grazie Presidente. Già che ci siamo, Valerio, per coloro che vogliono passare, abbiamo ancora un po' di bersaglieri, battiamo la corsa anche per loro, va bene? Liberiamo il percorso, partono gli staffettisti, gli ultimi, gli ex, ormai siete ex staffettisti, avanti di corsa. Grazie Valerio. Che concludiamo il corteo. Omaggio ai ciclisti della Marca Trevisana. Avanti pattuglia di San Donato di Piave, veloci. Giampaolo, mi fai una corsetta? Aspetta.
l'entrata del Pago Belluno, se volete passare e chiudiamo il percorso. Siamo in perfetto orario, dobbiamo chiudere alle 12:30, abbiamo 15 minuti di anticipo. Ecco che esce ora, attenzione perché lo sfilamento non è ancora finito, chi è portato qui deve uscire. Passa la fanfara del Pago Belluno e poi battiamo la corsa, Valerio, per questi ultimi labari. Pronti per la corsa, Valerio, vai! Facciamo uscire tutte le associazioni combattentistiche d'arma, non di corsa però, prego. Prego, Vicedomini, a questo punto il protocollo è un po' slittato, speriamo che nessuno ci osservi del tutto, perché però tutti hanno piacere di passare qui davanti, quindi prego Vicedomini. Grazie di tutto per quello che avete fatto signori delle autorità, se volete aggregarvi, facciamo uscire anche con i faloni uscire. Dietro i gonfaloni.
Ed ora verranno resi gli onori ai gonfaloni tutti assieme, decorati e non decorati, seguiti da tutte le autorità amministrative presenti. Prego, Vice Domini. Valerio, preparati per uscire di corsa dove puoi, perché l'ultima a uscire sarà, con un grosso applauso perché li abbiamo fatti veramente lavorare tanto, la fanfara dell'11°, seguita dal picchetto e dai ufficiali, sottufficiali e soldati di truppa di questo prestigioso reparto. Intanto salutiamo la fanfara di Padova, prego Valerio. Grazie a tutti voi, signori Presidente Nazionale, tutti attenti. E grazie, viva l'11° e viva i bersaglieri. Grazie. Ringraziamo il comandante Citicuto, il sergente maggiore Vice Domini, ti ho fatto lavorare un po' troppo oggi. Andiamo a sentire la tua voce. Buongiorno a tutti, grazie. Comandante, è stato un piacere. Sì, ringrazio tutti, bellissima manifestazione, molto bersaglieresca, quindi incasinata, perché i spazi sono stati quelli che erano, però veramente emozionanti in tutte le fasi, dalla mattina allo scommerimento della tarde. Quindi grazie organizzatori, era complessa, lo è stata, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grazie ancora, un applauso all'11° reggimento, con una nuova croce d'oro al merito dell'esercito proprio di pochi giorni fa. E adesso la fanfara per l'ultima, assieme al picchetto, agli UL e ai militari ufficiali e sottufficiali, lascerà il luogo della cerimonia e potremo dire tutto è finito e prosegue in fondo inizia giugno. Salutiamo quindi questo reparto glorioso dello Stato dell'Esercito Italiano che lascia il luogo della cerimonia.